Bella, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, è una grande vittoria a Roma 3-2, bene, così andiamo a cercare subito il prossimo avversario di questa Divisione 5, speriamo di continuare su questa strada e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state appena andare a vedere. Detto ciò, avversario trovato subito, molto bene, e sarà Napoli Hartford Athletic, credo. Napoli Hartford Athletics. Bene così. C'è Di Lorenzo. Allora, tutti bene in casa Napoli, possiamo partire ancora con la formazione titolare. C'è una difesa a 3, proveremo ad invertire gli esterni per fare qualche cross in più. Vediamo come va. Si parte. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore. Napoli Hartford Athletic. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Osimhen, palla per Lobotka che allarga per Mario Rui, dentro per cazzo è Politano, Zielinski, attenzione Zielinski, dribbling di Zielo, si ferma dietro per Politano che può arrivare al cross in mezzo per Victor che non riesce a tirare, Lobotka appoggia ancora per Politano, palla per Zielinski che la appoggia Lobotka che la dà Anghissà, dentro per Kvaratskhelia che è fuori gioco. Fuori gioco di Kvara. Beccato in offside da guardaline. Sommer, lancio lungo con Lobo che va a contrastare inutilmente Kvaratskhelia a recuperare questa palla. Kvaratskhelia si gira, la appoggia ad Anghissà, scende Zammo, Anghissà fino in fondo, Anghissà vede Politano dall'altro lato, niente da fare, Kvaratskhelia la mette in mezzo, cross in mezzo, niente da fare. Contropiede ancora dall'Hartford Athletic, attenzione, palla dentro, arriva Mario Rui, fallo di Rui, punizione per Aubameyang, parte Aubameyang, il passaggio a Perisic, Lobotka mette fuori ma la restituisce a Busquets che prova a ripartire ma Mario Rui li ferma tutto. Rui va verso Kvaratskhelia che prova ad alzare questa palla da Politano, palla su Sommer che può rilanciare lungo, prova a ripartire l'Hartford Athletic, Anghissà cerca Politano, si gira Matteo Politano, dentro Politano, palla per Osimhen, niente da fare. Lobotka prova ad andare a colpire Zielinski, Anghissà oggi a Mario Rui, dentro per Politano che prova a darla a Zielo, niente da fare, Anghissà si fa colpire, palla ancora agli avversari, Anghissà torna sul centrocampo, niente da fare, attenzione Brobre, deve chiudere Lobotka o qualcuno oppure nessuno, e Meret la para. Meret la para. Quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Guadagnano un tiro dalla bandierina. Payet, rilancio lungo di Payet, Rachmani, Politano la mette fuori per Kvaratskhelia che va dall'altro lato da Mario Rui, palla per Osimhen, si gira Osimhen, male perché perde questa palla. Attenzione, prova ad attaccare l'Hartford Athletic, palla dentro, Meret, palla fuori, buttata da Di Lorenzo, attenzione pronta per il secondo calcio d'angolo. Payet, rilancio lungo di Dimitri Payet, palla dentro, mamma mia, Aubameyang. Di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Meret, rilancio lungo di Alex, attenzione con Osimhen che può spizzarla, non ci riesce però. Aubameyang, Lobotka, Brobre, attaccano bene loro, attenzione, Mario Rui a recuperare questa palla, Rui la allarga per Politano, scende Matteo Politano, appoggia per Zielinski, allarga per Mario Rui, scende Mario Rui dentro per Osimhen, Kvaratskhelia, fallo su Kvara, punizione pericolosissima.
La difesa era scoperta e bisognava pericolosissimo. provare a fermare le azioni in ogni modo. Impossibile cacciare da posizioni migliori. Parte Zielinski. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione Palla è uscita, fuori di un peccato, nulla. almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Sommer rilancia lungo, Lobotka prova a dare fastidio, niente da fare. Perisic prova ad andarsene su Di Lorenzo, se ne va Perisic, Zielinski qui si fa saltare da Payet. Attenzione, palla dentro, Aubameyang, Rachmani dentro per Osimhen, niente da fare. Mario Rui, palla per Politano dentro, troppo lunga la palla dentro. Sommer, la para facile, rilancio lungo con Rachmani che prova a staccare, niente da fare. Perisic, Rachmani in chiusura su Aubameyang, gran chiusura di Rachmani, palla fuori. Rachmani, palla per Anghissà, Lobotka, Anghissà, Kvaratskhelia prova ad andare dall'altro lato da Zielinski, errore di Kvaratskhelia, arriva Lobotka però, Zielinski, ma dai ragazzi, ma dai, Meret. Rilancio lungo di Alex verso Victor Osimhen che viene anticipato per l'ennesima volta, attenzione Perisic, non ne ha preso ancora una Osi davanti Attenzione Lobotka, Aubameyang. Mamma mia. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Ecco qua. Eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Meret. Che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Ancora rilancio lungo. Osimhen questa volta riesce a prenderla. Lobotka poi la consegna agli avversari. Stiamo veramente impostando di merda per il momento. Lobo recupera palla e va da Mario Rui, scende Mario Rui, cerca, ma che cazzo di passaggio ha fatto Rui ragazzi, ma stiamo scherzando. Attenzione contropiede loro, Rui recupera palla e prova a spazzare con Osimhen che prova a girarla, errore ancora di Osi nella spizzata, fallo di Lobotka, vantaggio per Kubo, Payet, attenzione, cross in mezzo, Nathan la mette fuori e Anghissà prova ad alzare per Politano. Politano non riesce a driblare Matteo. Non riusciamo a ripartire ragazzi per il momento. Mario Rui dentro per Victor Osimhen, si gira Osimhen dentro per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, prova ad andarsene Kvaratskhelia, se ne va, prova a crossare, parata di Sommer. Rilancio di Sommer, attenzione Rachmani prova a dare fastidio, non ci riesce, riparte Perisic, Zielinski, Anghissà recupera palla con Matteo Politano, fermato da Giannino Di Lorenzo e loro Di Lorenzo. Buonanotte Sa, buonanotte, ma addormentati, non figurati, sono io il pazzo. Comunque, fine primo tempo, giocato Moluccio, hanno attaccato quasi solo loro, bisogna cambiare marcia. Attenzione, De Vrij, Osimhen, proviamo a pressare con Zielinski. Attenzione Zielinski, niente da fare, Osimhen, Payet, Anghissà, Di Lorenzo, Meret, bella parata di Alex che rilancia verso Victor Osimhen che appoggia Politano, prova a far andare Victor, grandissima palla, Osimhen dentro per Zielinski che arriva fino in fondo, Zialo verso Kvaratskhelia, niente da fare. Attenzione Rachmani, prova a colpire di testa, scende Perisic, Lobotka, Anghissà, palla dentro, Rachmani recupera palla, Zielinski non riesce ad andare da Kvaratskhelia, Anghissà nemmeno. Attenzione, palla dentro, Aubameyang, Meret. Giornata piena, ti capisco, credimi. Ti capisco. Infatti non so come sto facendo qua per il momento. Torniamo con gli esterni invertiti per il momento. Calcio d'angolo su cui andrà Payet, cross in mezzo, Di Lorenzo e poi Lobotka, Anghissà, non riusciamo a spazzarla, tiro Meret, ancora Meret, fallo laterale per loro.
Attenzione Payet. Palla dentro, cross in mezzo, Nathan la mette fuori, Zielinski. Palla verso Anghissà, scende Zambo, Anghissà allarga per Kvaratskhelia dentro per Mario Rui, la palla non passa qui. Una bella giocata nello spazio. Lobotka deve andare a chiudere su Takekubo, niente da fare. Nathan spazza verso Victor Osimhen che prova a girarla a Politano, niente da fare. Attenzione Anghissà, Zielinski, prova ad uscire Payet, Meret ancora, rilancio ancora di Alex Meret, Osimhen riesce a girarla per Kvaratskhelia, sbaglia lo stop e si vede. Attenzione Kvaratskhelia dentro per Victor Osimhen, gran palla di Kvara, prima Victor, dentro, malissimo qui Victor, ragazzi. Rachmani, Zielinski, errore di Zielinski. Errori madornali in fase di impostazione e di conclusione per il momento. Attenzione palla dentro, arriva Di Lorenzo, prova ad andarsene, errore di Giannino. Ce lo meritiamo tutto. Ce lo meritiamo tutto questo gol, ragazzi. Una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Osimhen, palla per Lobotka che allarga per Giannino, Di Lorenzo che la dà a Politano che fa correre Anghissà, si ferma Anghissà, attacco per Politano, si fa fermare Politano senza fallo, dice l'arbitro. Di Lorenzo, palla per Anghissà, va da Politano, dentro per Zambo, Anghissà, scende Anghissà prova ad andare dentro, niente da fare, Politano, Anghissà, cerca Kvaratskhelia, palo! Non ci credo. Nathan. Attenzione Zielinski a prendersi questa palla, Zielinski appoggia per Anghissà che va da Politano, si gira Politano alla grande, Politano alza questa palla per Osimhen. Stiamo attaccando di più, ma lo stiamo facendo dopo aver subito il gol, molto male. Allora Zielo è stanco. Proviamo col trequartista, ragazzi. Proviamo col trequartista. Il solito doppio mediano. Togliamo Politano, mettiamo Giacomino Raspadori che è on fire. E per il resto mettiamo anche Olivera al posto di lui che è stanchissimo. E dentro Den Donker al posto di Anghissà che pure è stanco. Va bene così. Andiamo. Proviamo ad andarla a riprendere quantomeno. Fuori Zielinski, andrà Diego dalla bandierina chiaramente. Attenzione, la palla andrà da Victor Osimhen. Diego verso Victor Osimhen che proverà a spizzare, niente da fare. Provano a ripartire loro. Attenzione contropiede. Paulinho, niente da fare, gran contropiede loro. Nathan, mamma, dai Nathan. Calcio d'angolo per loro. Busquets dalla bandierina, calcio d'angolo, Di Lorenzo la mette fuori e Kvaratskhelia non riesce per buttarla fuori. 2-0. Potevano trovare gol in un momento migliore. Buchanan. Bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Rachmani, palla per Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Diego si gira, la perde Diego. La perde Diego. Fallo di Lobo. Brutta partita fino ad ora. Brutta partita fino ad ora. Attenzione Paulinho, palla dentro loro. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Busquets dalla bandierina, cross in mezzo, certo c'è Diego. Attenzione, la palla resta lì per l'ennesima volta. Meret, Olivera, ma dai Oli, dai. Ma che sta succedendo, ragazzi? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ragazzi, che cos'è? Calcio d'angolo ancora, Kvaratskhelia, palla fuori. E potevano portarsi sul 3-0.
Comunque ce l'ha messa tutta, sapeva che il gol avrebbe tagliato definitivamente Meret, rilancio lungo di Alex Meret con Osimhen che prova a spizzare, Raspadori non riesce ad arrivare sulla palla. A me sembrano proprio fermi i nostri, cioè incredibile. Dendonker dentro per Kvaratskhelia, Kvaratskhelia prova ad arrivare al cross. Bah. Devono accelerare per poter sfruttare. C'è qualcosa che non sto capendo in questa partita. Palla dentro, incredibile. Lobot. Punizione per il nostro avversario. L'arbitro ha deciso di punire con il cartellino giallo il fallo commesso in precedenza. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare Ci andrà Willian, palla fuori, Raspadori, Rachmani, la palla resta lì. Di Lorenzo, palla fuori per Lobotka, prova ad andare fuori, niente da fare. Olivera la mette verso Raspadori, poi va da Lobo che allarga per Dendonker, va da Kvaratskhelia che è in fuorigioco. Bah, partita stranissima questa, ragazzi. Partita stranissima. Veramente non ho capito. Cross lungo, palla addirittura da Meret che prova a rilanciare lungo verso Osimhen che gira verso Maradona. Incredibile, anche questa palla non riusciamo a buttarla avanti. Nathan, incredibile. Rachmani, palla fuori di Dendonker, la palla ovviamente non arriva a Kvaratskhelia. Di Lorenzo recupera una gran palla, finisce qui 2-0 per loro. Partita bruttissima, ragazzi. Partita bruttissima da parte nostra. Perdiamo. Prima sconfitta in divisione 5 e prima sconfitta stagionale. Male così, ci vediamo alla prossima.